Ciao, sono Cristina. Oggi volevo trattare un argomento per esperienza personale a riguardo delle dipendenze. Per dipendenze intendo sia dipendenze affettive, sia di qualsiasi cosa, perché si può diventare dipendenti da qualsiasi cosa. Queste dipendenze cercano di colmare un vuoto che si è formato ancora nell'infanzia. Nel mio caso, oltre alle dipendenze affettive, poi con i disturbi alimentari anche alle dipendenze o alle manie dell'alimentazione, dal non mangiare all'abbuffarmi, l'alcol e le sostanze stupefacenti. Frequentavo posti come i rave party, ok? Quindi possiamo immaginare, non so dove ho trovato la forza per dire basta. Tutte le volte che le persone venivano a darmi consigli, io questi consigli dentro da un orecchio, fuori dall'altro. Io volevo restare nel mio dolore. È più facile restare nella propria dipendenza, nel proprio posto, avere il coraggio di cambiare tutto della propria vita, tutto. È difficile cambiare ciò a cui si è abituati. Con le dipendenze si crede di star bene, ma si è degli autolesionisti. Si fa uso di certe sostanze per cercare di non pensarci, quando poi la situazione, dopo aver usato queste sostanze, peggiora. Io al momento non penso di avere amicizie o persone che mi siano state vicine nei momenti più dolorosi, perché erano tutte persone delle feste ed era come un'illusione. Tu entravi in quel posto, la cosa iniziava e finiva lì. È molto raro che queste persone ti stiano vicino anche quando cambi, anche se esci con loro, sai che continuano a fare certe cose che tu non puoi fare. Quindi perché io devo rischiare di uscire con certe persone che hanno ancora queste dipendenze? No, meglio non ricascarci. O cosa gli dico? Non fatelo, no, lo fanno. Perché come ho detto prima è una scelta loro e io non posso diventare matta per convincerli, per fargli capire che possono cambiare solo se vogliono loro. Non penso a quelle cose anche se i ricordi restano. Quelle sensazioni restano, ma so che non rivivrò mai più quelle sensazioni. Perché il corpo alle sostanze si abitua, il corpo cambia. È come pensare al primo ragazzo di cui ti sei innamorata, però sai che non potrà mai andare bene. Però i ricordi con lui sono stati dei bei ricordi, delle belle avventure. Ripensi a lui ricordando i bei momenti, ricordando quello che era, ma non quello che è oggi. Un abbraccio a tutti.